Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini. La Regione Veneto e il confine orientale, un titolo particolare per continuare i momenti di confronto e di anche approfondimento per la giornata del ricordo. E quest'anno abbiamo voluto darne un taglio particolare anche perché appunto sono 30 anni che la Regione Veneto ha fatto una legge che guarda al confine orientale. Bisogna dare atto all'amico Ettore Beggiato di aver avuto un'intuizione geniale e per molti aspetti decisamente innovativa nella sua effettiva portata. Erano trascorsi meno di 5 anni dalla caduta del muro di Berlino e Beggiato aveva compreso che il mondo stava cambiando e che era giunto il momento di recuperare e difendere quella memoria della Serenissima che sin dalla caduta della Repubblica era stata in molti modi, a dir poco, annacquata, se non decisamente contrastata. Nella sua proposta non c'erano né revanscismo né sciovinismo, che sarebbero stati decisamente anacronistici, quanto il bisogno di ristabilire una verità storica a lungo trascurata, se non persino negata, di certo non tramandata tramite la scuola alle giovani generazioni. Con una decina d'anni di anticipo sulla legge che avrebbe fissato il giorno del ricordo, va dato atto sia a Beggiato di aver compreso lo spirito dei tempi, con il doveroso omaggio alla memoria e al ricordo, sia al Parlamento Veneto di aver voluto avviare un percorso che oggi noi come legislatori regionali vogliamo onorare, sapendo bene che quei fondi investiti in questi anni nella difesa del patrimonio culturale della Serenissima stanno contribuendo a ristabilire la verità. Il giorno del ricordo dovrebbe anche essere il giorno della verità. Sin dalla caduta della Serenissima nel 1797 a più riprese si è tentato di cancellare l'identità veneta e il valore dell'esperienza che segnò la macro regione veneta che si estende da Bergamo, da Crema, sino alla Dalmazia e oltre, anche andando verso l'Albania veneta, le isole Ionie arrivando a Creta, in quello che è stato definito, non senza ragione d'efficacia, il Commonwealth Veneto. I primi a tentare di far piazza pulita nella memoria veneziana, dopo la leontoclastia napoleonica, furono gli austro-ungarici, che non si fidavano assolutamente, a ragione, della fedeltà alla corona da parte degli italofoni. Pensiamo in Istria alla dieta di nessuno, che fu al centro, grazie all'avvocato Rossi, di un convegno qui al Ferrofini e all'impegno profuso a Vienna dai parlamentari istriani dalmati nella difesa della lingua e dell'identità locale. Il 6 giugno 1848 sul giornale ufficiale governativo, l'Osservatore Triestino, apparve un articolo ispirato dal governatore dell'Istria di Trieste, Ferace Gugliai, nel quale si affermava minacciosamente che non mancherebbero i mezzi a chi sapesse valersene onde scuotere le masse slave istriane perché inveissero contro gli italiani dell'Istria e la più orrenda guerra civile ne sarebbe la fatale conseguenza. 1848. Pensando a quello che è avvenuto dopo, questa cosa fa veramente rabbrividire. La strategia austro-ungarica fu quella di favorire il trasferimento di immigrati slavi in Istria e nelle città dalmate, che erano popolate in prevalenza da veneti o italofoni. Fu questa continua iniezione di popolazioni allogene a mutare gli equilibri etnici, tanto che alla fine della Prima Guerra Mondiale città venete come Sebenico, patria di Niccolò Tomaseo, Spalato, dove era stata trasferita la famiglia di Ugo Foscolo e dove morì il padre del grande poeta, Trau, Lesina, passarono sotto il regno di Jugoslavia e proprio allora iniziò l'esodo di una parte consistente di italiani e degli italofoni della Dalmazia verso Zara e Lagosta, che invece erano annesse al Regno d'Italia, oltre che appunto verso l'Italia stessa. Lo ricordo perché questo fu il primo esodo, spesso dimenticato se non sconosciuto, dalla Dalmazia. Con la Seconda Guerra Mondiale e l'attacco da parte di Germania e Italia, il 6 aprile 1941 il Regno di Jugoslavia, appunto in quel momento si aprì un'altra pagina dolorosa e purtroppo i nazifascisti e ufficiali del Regio Esercito Sabaudo si macchiarono di efferatezze incredibili, deportazioni, torture e assassini che non giustificano, sia chiaro,
la violenza subita poi dagli italiani, ma che dettero di certo la scusa e fornirono il falso pretesto a chi avrebbe poi avviato in Istria e a Zara quella pulizia etnica che caratterizzò quelle terre sino alla metà degli anni 50, con la tragedia delle foibe, gli assassini, le vendette, le stragi e le palesi violazioni del diritto internazionale. Pensiamo al caso irrisolto delle proprietà di immobili di esuli italiani. In Italia non si è mai voluto guardare a queste vicende, lasciandole cadere tutte nell'oblio, nella speranza che ci si dimenticasse di quanto era accaduto. Di certo ci siamo dimenticati di aver perso la guerra, voluta da Mussolini del Savoia, e non abbiamo voluto capire che a pagare il prezzo più alto di quella sconfitta furono proprio gli istriani, giuliani e dalmati, con la martoriata Zara. Gli esuli, i profughi, ma anche chi decise di rimanere nella propria terra, pensiamo a quanti erano nella zona A o a Pola, si ritrovarono ad essere stranieri in patria, esuli senza radici, vilipesi, insultati, quando invece erano vittime innocenti su cui finì per gravare concretamente l'intera colpa nazionale. Veri e propri capri espiatori. Ho voluto ricordare queste pagine perché quanto accadde dopo fu di una ferocia indicibile, la stessa ferocia che rividi poi negli anni 90 durante la guerra civile balcanica, furia annientatrice per cancellare e portare sino in fondo la pulizia etnica, giungendo a distruggere cimiteri e lapidi come era già accaduto da Napoleone Bonaparte fino a Tito con le memorie veneziane. Nelle guide turistiche jugoslave, fino a pochi anni or sono, si passava direttamente dagli antichi romani all'impero austro-ungarico. Vedete quanto ascolto gli esuli istriani e dalmati, quanto appunto l'ascolto è continuo da parte mia, quando partecipo alle iniziative istriane a difesa della nostra lingua e dell'Istro Veneto, sento e capisco l'importanza della loro memoria, che si fa testimonianza viva e sincera della storia. Ricordo che non è di destra e di sinistra, e ricordo che chi vuole usarlo in modo strumentale insulta le vittime e i testimoni di questa tragedia. Una testimonianza che si voleva cancellare, complice anche l'Italia. Comprendete allora l'importanza del giorno del ricordo, che nessuno deve strumentalizzare o contrapporre ad altre date della nostra storia. Il giorno del ricordo è anche giorno della verità. E comprendete appunto anche l'importanza dell'iniziativa di Ettore Beggiato con la legge regionale del 7 aprile 94, numero 15, sulla valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia. Per secoli lingue, culture e persino fedi religiose diverse avevano convissuto pacificamente sotto la Serenissima, e questo ci dice che è possibile convivere assieme. Questo è lo spirito che ritroviamo oggi. Il prossimo anno Gorizia e Nova Gorica saranno unite per essere assieme capitale europea della cultura 2025, perché la convivenza, la solidarietà e la cultura sono anima della macro regione veneta, Istria, Dalmazia comprese, anche la Slovenia, che nelle mappe veneziane troviamo col nome di Carniola. Non voglio tediarvi oltre, io devo dire che in questi anni molto è stato fatto, anche utilizzando la cosiddetta legge Beggiato. L'ho già detto in un convegno che ci ha visti assieme qualche settimana fa. La cosa più bella che ho visto, e qua devo darne atto anche alle associazioni degli esuli, la cosa più bella che ho visto evolvere in questi anni, grazie a progetti che appunto abbiamo messo in moto anche grazie alla legge del 94, aver visto le associazioni degli esuli, le comunità dei rimasti iniziare a collaborare assieme, a lavorare per valorizzare sicuramente un patrimonio che è comune, a ricordare in maniera importante appunto quello che purtroppo è avvenuto dopo l'8 settembre del 43 e di farlo in maniera congiunta. Portavo l'esempio dello spettacolo di Cristicchi, magazzino 18, fatto a Piemonte d'Istria, che pensarci 20 anni fa era una cosa impossibile e che invece con una collaborazione, ripeto, fra associazioni di esuli e comunità italiane di rimasti ha potuto aver luogo in uno dei posti penso più simbolici dell'Esoli. Per chi non conosce Piemonte d'Istria vi consiglio di fare un giro a vederlo, è l'esatta immagine di come si può desertificare un luogo, un paese,
una zona con appunto la pulizia etnica, con le minacce, con quello che hanno comportato le foibe. Scusate per il mio lungo intervento, però voglio aggiungere un'altra cosina. Come Regione Veneto in questo momento stiamo costruendo un itinerario storico-culturale che si chiama Via Querinissima. La Via Querinissima ripercorre un'avventura incredibile di Pietro Querini, che è partito nel 1431, prima da Venezia, poi a Creta, a Candia, per caricare malvasia da portare verso le Fiandre, verso Bruges, finì in una tempesta che lo portò oltre il circolo polare artico a naufragare sulle isole del Lofoten in Norvegia. Cosa c'entra questa storia del tardo Medioevo con il patrimonio veneto in Istria e Dalmazia? Tra gli 11 superstiti della spedizione del Querini, ritornati sani e salvi a Venezia, uno, Alvise Nascimben, era di Zara. Un altro, il marinaio André di Pietro, veniva da Sebenico. Ma non solo, i nostri 11 naufraghi nella strada di ritorno verso l'Italia trovarono in Svezia l'aiuto concreto e il sostegno economico e logistico del cavaliere Giovanni Franco di Frangipani, che era al servizio del re Eric di Pomerania, il quale lo aveva conosciuto a Venezia e nominandolo balivo a Stromberg, dove Franco appunto si prese cura dei naufraghi queriniani alloggiandoli nelle sue tenute e portandoli a Vastena, dando loro i doni di commiato. Ebbene, dopo questo episodio, Giovanni Franco si trovò per questioni dinastiche alla guida come Bano nel 1432, dal 32 al 1436, re del Regno di Croazia. Ecco un episodio sconosciuto dai più, ma importante da segnare appunto nelle radici storiche di convivenza di quella grande macro regione veneta di cui il patrimonio appunto va giustamente difeso, va divulgato e va dato atto a Ettore Beggiato della lungimiranza che ebbe nel 94 di far partire quella legge, di far dialogare le due sponde dell'Adriatico dopo appunto vicissitudini incredibili. Quella legge ci ha anche permesso come Regione Veneto di diventare autorità di gestione del programma transfrontaliero Italia-Croazia, che sta funzionando direi abbastanza bene nel panorama dei programmi europei della Commissione europea, e questo, ripeto, è un ulteriore segno che si può lavorare assieme, si può guardare avanti assieme, anche comunque facendo conoscere le cose non belle, anzi bruttissime, accadute dopo l'8 settembre del 1943. Grazie e buona giornata a tutti. Antonio? Allora, ringraziamo il Presidente, il quale fra un quarto d'ora deve lasciarci, perché questa sera, lo aggiungo, visto che parliamo con esuli, profughi, questa sera si celebra all'ambasciata brasiliana il 150° anniversario dell'inizio della grande migrazione veneta verso il Brasile, e il Presidente è uno dei relatori all'ambasciata del Brasile che festeggia. Quindi vediamo anche come grandissima storia, oltre alla macro regione veneta da Bergamo alla Grecia, pensiamo anche a tutti quanti i nostri connazionali che sono andati altrove, e moltissimi anche istriani, anche soprattutto istriani e dalmati, anche negli Stati Uniti d'America, comunità importantissime. Quindi giustifichiamo il Presidente se ci lascerà fra una decina di minuti. Volevo chiamare qua la signora Italia e i rappresentanti poi per un brevissimo saluto. La signora, dovevamo farla parlare, è sempre presente alle nostre iniziative, per cui la ringrazio. Salga pure qua in cima per motivi... Ho capito, va bene. Grazie molte. Io sono rappresentante coordinatrice regionale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Abbiamo qui anche il Presidente, il Vicepresidente, i Presidenti dei vari comitati del Veneto, ecco, ma fanno parlare me che sono la decana, e poi sono veramente istriana, sono un'esule. Ecco, io sono proprio la rappresentante di tutto quello che è stato detto molto
molto proficuamente appunto del Presidente Ciambetti, che ringrazio veramente di questa ospitalità, di questo convegno che ci fa onore veramente. E poi ecco, e quindi io sono rappresentante di questo e dico sempre, a proposito, riprendendo le ultime parole del Presidente, memori di quello che c'è stato, di tutta la sofferenza che abbiamo subito, perché io ero una bambina ma poi appunto me la sono portata dietro sempre, perché lo sradicamento dalle proprie origini è un qualcosa che ti porti dentro sempre. Ecco, io mi sento sempre esule comunque, ecco, però voglio dire, dopo tanti anni di sofferenza guardiamo avanti. Italia, Slovenia, Croazia, pur avendo le bandiere diverse, ma sono tutte sotto lo stesso vessillo blu con il cerchio di stelline, e quindi questo ci dà motivo di pensare in positivo al futuro. Grazie. La ringraziamo noi. Prego. La ringraziamo noi per delle parole bellissime. Io sono Varisco e rappresento la Federesuli. Per i più forse è bene dire cos'è la Federesuli. È l'associazione che riunisce e rappresenta le associazioni storiche dell'esilio giuliano-dalmata e che è inserita come partner nella legge 72/2001, che consente alle associazioni di continuare a vivere grazie ai finanziamenti a fronte di progetti culturali che vengono eseguiti dalle varie associazioni. Ma noi a Venezia siamo di casa, prima di tutto perché la Regione Veneto ci ha sempre ben accolto e riconosciuto, ma per quanto riguarda la legge Beggiato credo di non dire una bugia affermando che Tullio Valeri collaborò con Beggiato alla scrittura di quella legge, e Tullio Valeri, oltre ad essere stato il presidente dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia di Venezia, era anche guardian grande della scuola dalmata e lo ricordiamo tutti con particolare affetto, e lui mi ricordava più di una volta, sì, bravo, Beggiato, ma mica che dà una mano, insomma. Ecco. E concludo nel dire che l'obiettivo in questo momento della Federesuli è di portare avanti quell'idea di fondazione che è iniziata qualche anno fa e che sarebbe la soluzione per fare in modo che le associazioni degli esuli per attività culturali non siano legate alle altrui scale, scendere e salire a pietire l'approvazione di una legge ogni 4 o 5 anni e fare in modo che siano autonome nella disponibilità dei mezzi finanziari che vengono ricordo distribuiti a una ventina di associazioni, non solo alle 5 storiche dell'esilio che costituiscono la Federesuli, ma a tutte le associazioni che ne hanno diritto e che sono una ventina. Grazie. Grazie a lei. Prego. Dopo darò la parola anche a voi. Salve. Gerbassi Ivo dell'Unione degli Istriani, a nome del nostro Presidente Lakota salutiamo il già consigliere Beggiato, che è stato promotore di questa importante legge. Mi è piaciuto molto un termine che ho sentito utilizzare prima, che è quello del Commonwealth Veneto. Penso descriva molto bene quello che è l'obiettivo, ecco, di questa norma regionale, che ovviamente va oltre i confini del Veneto. Io sono di origine istriana, ma provengo da Trieste. A Trieste non tanto per ragioni storiche, ma nella vicina Muggia, che nella nostra provincia si sente ancora molto forte, ecco, questa identità veneta, i leoni e tutto quanto, insomma. Quindi penso che questa norma sia molto importante, anche sia in una funzione di ricordo, sia, come si diceva prima, anche in una funzione pro futuro, insomma. In quei territori, per chi li ha visitati, anche le pietre parlano italiano, per non dire meglio veneto. Grazie.
Grazie. Ricordo che proprio quest'anno al comune di Muggia il presidente ha donato la bandiera del Veneto su richiesta del comune di Muggia, la bandiera del Veneto. E adesso entriamo nell'ambito della giornata odierna con l'avvocato Rossi, che era stato citato prima dal presidente Ciambetti a proposito del convegno su la dieta di nessuno, ma anche altre iniziative come lo scorso anno a proposito di Venezia con gli amici goriziani, Nazario Sauro, la riflessione su Nazario Sauro e il ruolo di Venezia e via dicendo. Prego, avvocato. Grazie. Intanto un ringraziamento particolare sentito al presidente Ciambetti, perché oggettivamente ormai da un paio di lustri ci sentiamo a casa, ci ospita e sempre sono momenti pensati. Quello sulla dieta del nessuno è un episodio che non conosce nessuno e che abbiamo ricordato anche con un volume che dopo è stato particolarmente apprezzato l'anno scorso, appunto con l'auspicio di Nova Gorizia capitale europea, e devo ricordare che il presidente Ciambetti è venuto anche a maggio proprio a rinsaldare questo legame tra Venezia e la capitale della cultura, per non parlare appunto sempre della presenza del presidente ad agosto alla commemorazione di Nazario Sauro. Quindi un legame che si è stato sempre più saldo, è diventato per me anche un'amicizia e che devo dire fa sentire noi esuli, perché il Veneto assieme al Friuli Venezia Giulia per motivi storici diversi ha un significato particolare per le terre dell'Istria, di Fiume della Dalmazia, e quindi è veramente un piacere. Quando mi ha chiesto appunto quest'anno come avremmo potuto affrontare il tema, chiaramente la cosa più facile da pensare era il ventennale del giorno del ricordo, che in verità non è il 20° giorno del ricordo, che sarà l'anno prossimo, ma è il 30 marzo la promulgazione della legge, ma io ero abbastanza certo che tantissimi ovviamente avrebbero giustamente ricordato quella data, e da lì ci siamo anche accorti più o meno casualmente, come accade quando ti confronti, che nel 94, quindi esattamente un bel po' di tempo prima, 10 anni prima, c'era stata questa legge molto particolare elaborata dalla Regione Veneto, la cosiddetta conosciuta legge Beggiato, e quindi che anche questo anniversario, questi 30 anni, potevano essere un momento di riflessione e di confronto. E da lì l'idea di due relatori. Uno era evidentemente colui che aveva portato a compimento questa norma nella sua qualità di consigliere regionale, e l'altro era il chiamare il responsabile o uno dei referenti di quel comitato che la legge aveva previsto, perché la legge aveva istituito un comitato, io ne ho fatto parte per 2 mandati, di docenti, studiosi, rappresentanti di tutta una serie di associazioni con cui costruire questo percorso di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria della Dalmazia. E quindi era anche un'occasione per fare il punto della situazione delle tantissime cose che si sono state fatte. Io una delle critiche, l'unica critica che posso fare a questa legge è che non si è mai fermata nel fare come fanno le fondazioni bancarie, no? Un libro di tutte le cose che sono state fatte, perché sono state fatte tantissime cose con questa legge che la gente non sa, e quindi invece dovrebbe essere, io spero che sia anche un impegno che magari chiedo al Presidente, perché sarebbe veramente importante grazie a questa ricognizione vedere cosa è stato elaborato in questi 30 anni, perché sono tantissimi progetti e anche l'evoluzione di questi progetti, perché si è passati da una prima fase dove si dava spazio alla memorialistica, perché è chiaro, siamo nel 94, appena caduto il muro di Berlino, stanno nascendo le Repubblica di Slovenia e Croazia ancora più distante, e siamo arrivati adesso a restaurare palazzi e luoghi che sono diventati luoghi fondamentali anche della cultura locale. Quindi un percorso di valorizzazione che indica anche il percorso che le istituzioni e le associazioni hanno svolto in questi 30 anni. Chiaramente gli anniversari
sono un momento di riflessione, dicevo. Io mi ricordo benissimo, tanti sicuramente in sala, cosa significava parlare di questi argomenti 20 anni fa. 30 anni fa era pressoché un qualcosa di impossibile a pensare. Dovevi parlarne spesso in luoghi o misconosciuti, oppure cercando di prendere alla larga tutta una serie di tematiche. E quindi credo che questi siano tasselli, queste leggi siano tasselli che hanno veramente cementificato questa storia. Se noi pensiamo al discorso che il Presidente Mattarella ha fatto qualche settimana fa, solo 20 anni fa era impossibile pensare a quello che abbiamo realizzato oggi, impossibile. E io credo che la Regione Veneto con questa legge del 94 abbia ancora di più sfrondato un certo tipo di frontiere, perché ha anticipato, ha reso più facile il lavoro che dopo è stato fatto a Trieste. Penso all'incontro tra Fini e Violante, localmente in questi giorni è ritornata la figura di Stelio Spadaro, penso anche a Menia, penso a tanti che hanno portato avanti questo percorso che è arrivato al giorno del ricordo. Ecco, ma la Regione Veneto aveva fatto un qualcosa anche di più significativo, perché aveva iniziato a creare un ponte con la storia dell'altra parte, perché tutto sommato il giorno del ricordo è un giorno nazionale, una solennità nazionale. Invece questa legge aveva creato un ponte, aveva creato una possibilità di riaprire un dialogo con le comunità d'oltre il confine, con cui oggi, lo abbiamo sentito più volte, si è costruito un processo di collaborazione che sta sempre più cementificandosi. A Capodistria l'anno scorso ci siamo trovati con il Presidente Tremul proprio per l'idea di fare un museo, perché anche gli sloveni non conoscono nulla delle vicende, né delle vicende magari della Serenissima, né tantomeno di quello che è successo a tutti coloro che hanno dovuto lasciare le loro terre per spostarsi in altre terre italiane, perché gli era stato impedito di rimanere. Quindi questo è il senso e il significato del confronto che vorremmo emergesse oggi, che ha un significato appunto propositivo, con cui cercare di capire anche quali sono i passaggi futuri che si possono fare. Io penso, quest'estate c'è stata una barca che è partita da Fertiglia, ha fatto un percorso lunghissimo per arrivare a Pola. Io mi ricordo quando abbiamo portato al Presidente Ciambetti questo progetto, lui ha subito capito, percepito l'importanza di questo gesto. Ma pensiamo se oggi alle regate storiche, dove sempre di più partecipano i comuni delle città venete, ora non più in territorio italiano. Ecco, tutte queste cose hanno una importanza che va al di là della simbologia, perché creano legami, creano relazioni, creano capacità di dialogo con cui le future generazioni potranno inevitabilmente ricostruire, ricucire quel percorso e quel processo. E quindi sono particolarmente lieto appunto che abbia accettato l'invito Ettore Beggiato, perché a lui vorrei chiedere come è nata questa legge, le fatiche e l'iter che ha portato a questa norma, che credo non fosse neppure ben vista o magari ben capita a livello centrale. Perfetto, prima di dare la risposta colgo la battuta dell'avvocato Rossi per salutare gli amici di Fertiglia che ci stanno seguendo grazie alle tecnologie e che, tra parentesi, mi sono tornati alla mente anche ascoltando la signora Italia, perché una delle foto simbolo dell'emigrazione, dell'espulsione, il profugato e degli esuli, quella della bambina con la valigia, no? Fu raccolta dal Museo di Fertiglia, e proprio il Museo di Fertiglia ha avuto questa grandissima capacità di ricostruire con quei fili tesi da ogni località di partenza una storia, i fili della memoria. E qui ricorderei anche, tra gli altri, visto che nessuno lo cita mai, anche il presidente Carlo Azeglio Ciampi, che fu tra i motori e il primo presidente a celebrare il giorno del ricordo. Però questa volta fuoco, riflettori accesi su Ettore Beggiato, che deve già dare una risposta alla domanda dell'avvocato Rossi, e dopo magari anche a qualche domanda che gli voglio fare anch'io.
Sì, ben volentieri. Un saluto a tutti, intanto un ringraziamento anche da parte mia al Presidente Roberto Ciambetti per questa iniziativa. Il professore mi chiedeva come è nata questa legge. È una storia lunga, nel senso che parte ancora subito dopo quella tristissima pagina che fu Tangentopoli per la nostra regione. Io mi ritrovai in giunta quasi in maniera del tutto inaspettata, perché fu fatta nel 93 una giunta di salvezza nazionale, diciamo, dentro tutti, e allora i Gacciamà anche il Boccia che perché almeno hanno detto questo noi vi intorno, ecco, non c'è che avesse grandi meriti politici. E però ecco, fin da subito a me naturalmente hanno segnato deleghe relativamente poco importanti. Una di queste era la legge sulla solidarietà internazionale. Era il periodo della drammatica guerra in Slovenia, in Croazia e soprattutto in Croazia, e quindi lì abbiamo potuto fare tutta una serie di iniziative molto interessanti, fra le quali ricordo siamo stati la prima delegazione che è entrata a Zara subito dopo la fine dell'assedio di Serbi. Mi ricordo ancora che il sindaco di Zara ci guardò come fossimo dei marziani, perché ha detto guai a voi se tornate per il ponte di Maslenica dove continuano i bombardamenti, e ci impose di tornare per l'isola di Pago. A Zara abbiamo fatto tutta una serie di restauri molto importanti di palazzi che erano stati orrendamente colpiti appunto dai serbi, e in quella sede però riuscì a inserire anche il restauro del bellissimo leone della Porta Marina con la quale fu possibile fare quel restauro. E da lì mi è venuta a me, ma ai miei collaboratori dell'epoca, che ricordo il dottor Angelo Tabaro e Italo Pilla, che è qui presente, e abbiamo detto ma perché non possiamo tentare almeno di fare una legge sull'Istria e sulla Dalmazia. E non solo, come diceva il professore, ci sono stati resistenze a livello centrale, ma la prima resistenza è stata proprio qui a livello locale, perché adesso evitiamo magari di mettere un po' il dito sulla piaga, ma al legislativo della giunta più o meno mi ha detto ma lui, assessore Gemato, a pensare di fare una legge di questo genere. Al che mi ho detto al massimo, i miei Boccia, noi mi spara mia Drio, andiamo avanti, e difatti siamo andati avanti, e è passata dal controllo, parliamo 30 anni, velocissima da una parte, ma è passato un secolo dall'altra, perché c'era ancora il commissario di governo nella nostra regione, per esempio, che tantissima gente non si ricorda neanche più, che bocciava sistematicamente tutte le leggi più significative, e quindi siamo riusciti a farla passare con 1000 accorgimenti eccetera. In giunta, in consiglio è passata molto velocemente, e devo dire anche nelle comunità istriane e dalmate è stata accolta subito con particolare favore, anche perché da parte nostra, diciamo, abbiamo utilizzato quel sistema, quella logica di entrare in punta dei piedi, di domandare permesso come siamo abituati a fare noi altri veneti, e sicuramente il comitato che veniva citato prima è stato un mezzo fondamentale in questo senso, perché nel comitato c'era sì una larga rappresentanza delle associazioni degli esuli,
c'era una rappresentanza delle comunità, delle istituzioni slovene e croate, c'era rappresentanze del mondo dell'associazionismo e rappresentanze anche delle università. Quindi abbiamo cercato attraverso questo strumento di coinvolgere, partendo dal basso, perché questa è stata anche una delle sfide di quella legge lì, partendo dal basso e coinvolgendo tutti gli uomini e le donne di buona volontà che avevano a cuore le sorti dell'Istria e della Dalmazia. E quindi con questa logica siamo riusciti fin da subito a fare capire, perché non era facile neanche quello, gli intenti della nostra legge, e posso dire che indubbiamente il risultato è stato per certi versi superiore a quanto si pensava quando è nata. Devo anche dire che la legge sì del 94, ma poi per fortuna ci sono state tutta una serie di figure come il presidente Ciambetti che ha preso a cuore la questione dell'Istria e della Dalmazia nelle sue varie posizioni, quindi consigliere, capogruppo, assessore, presidente del Consiglio, e quindi questa è una legge che porta pochi voti e porta poche preferenze, quindi non tutti la gacciapappa è il verso giusto, ma se seguita con passione dà sicuramente tante soddisfazioni. E questa è la risposta ed è il ricordo più significativo a 30 anni di distanza. Perfetto. Rammento che l'allora giovane assessore Beggiato, tra le altre stupidaggini combinate, per modo di dire, è stato il primo a ripubblicare anche i libri sull'emigrazione veneta in Brasile, le lettere degli emigranti veneti in Brasile, la prima ripubblicazione di questi testi, e quindi aveva a cuore tantissimo. Poi anche, credo, da consigliere provinciale a Vicenza, lei si era fatto promotore di un'iniziativa che è rimasta alla ferma, la medaglia d'oro alla città di Zara. Lo so. Perché è un episodio, aveva chiesto che venisse conferita la medaglia d'oro alla città di Zara per i bombardamenti suditi durante il corso della seconda guerra mondiale, con tutti i danni che portò. Certo, questo ecco, da parte mia non c'è mai stato nessun revanchismo o nazionalismo, ma si trattava, era una parziale, un riconoscimento alla città di Zara, che ha avuto un bombardamento, possiamo dire, indecente, perché possiamo tranquillamente utilizzare questo termine, un bombardamento indecente sul quale ci sono ancora molte ombre, perché è stato portato avanti dagli inglesi. Io la butto lì, c'è anche chi sostiene che praticamente l'input fosse arrivato direttamente dal maresciallo Tito proprio per distruggere le caratteristiche storiche di quella che è sempre stata la figlia prediletta di Venezia, perché Zara non è una città qualsiasi della Dalmazia, ma è sempre stata considerata la figlia prediletta di Venezia. Ecco, io aggiungo una piccola nota: Zara è stata la città italiana più bombardata nella seconda guerra mondiale, per capire, e da un punto di vista militare non aveva alcuna valenza, l'obiettivo era nullo praticamente, però questa distruzione della memoria. Tra i recuperi effettuati, parliamo in questi 30 anni, c'è qualcuno, oltre al leone già citato, di Zara, c'è qualche altro che le viene in mente così come ricordo personale? Beh, direi tutti, perché tutti sono interventi che sono costati ricerche, fatiche, contatti, e quindi ciascuno degli interventi che sono stati fatti ha un suo significato, e tutti gli interventi che sono stati fatti
hanno avuto una ricaduta nel portare avanti nel riannodare quel filo della storia che purtroppo per 50 anni era stato messo da parte. Quindi sotto 1000 punti di vista un po' tutti hanno lasciato una eredità estremamente significativa. Ecco, io aggiungo, ovviamente non per la platea che conosce benissimo questi problemi, ma per chi ci sta seguendo da casa, che nelle guide turistiche fino agli anni 90 e anche oltre era divertentissimo. Nelle guide turistiche della Jugoslavia si passava direttamente dal periodo romano all'Austria-Ungheria. Era una cosa divertentissima, perché se uno qua salta, manca 1000 anni di storia, non si riesce a capire perché. E se posso, a proposito di guide turistiche, bisogna anche dire che purtroppo a ogni ristampa della guida del touring ci sono toponimi nostri che viene accantonati, perché anche questa è una battaglia che dovremmo portare avanti tutti assieme, nel senso che sistematicamente la toponomastica nostra viene abbandonata per parlare con i toponimi slavi. Ripeto, dovremmo essere tutti parte attiva su questo processo di riappropriazione, perché purtroppo ormai tanti toponimi sono quasi scomparsi. Ripeto, lo vediamo nelle guide, ma lo vediamo anche nei servizi giornalistici o televisivi, che nessuno più parla di Ragusa, ma parla tutti di Dubrovnik, che Fiume la viendo parare sì anche no, che i nostri turisti dicono ma sono da all'isola di Kerk che è bellissima, e mi quando che dico ma dove si torna, scusa, all'isola di Kerk, ma dico mi conosco l'isola di Velia, dopo non so dove che ti si pindà, ma ripeto, è una piccola battaglia che non è neanche tanto piccola, che andrebbe portata avanti con maggior determinazione. Grazie di questa nota. Faccio notare che la Marina Militare Italiana contribuisce alla battaglia, perché nelle mappe nautiche risultano ancora Capo Salvore, Lesina, e quindi cercano di difendere i nomi, anche se poi diventa effettivamente problematico, perché se sulla mappa nautica io ho i nomi storici mentre il GPS mi dà dati in croato, diventa un bel casino in alcuni casi. Capo Salvore è uno dei casi più Sabudria, non solo quello, cioè, sono tante altre. Tra parentesi, prima il presidente Ciambetti citava Giovanni Franco, che aiutò Pietro Querini e gli altri e divenne anche re di Croazia per un certo periodo. Però guardate che anche questo palazzo ha a che fare, la storia di questo palazzo ha a che fare con non l'Istria ma con il Carnero, con Lussino, perché nell'Ottocento fu acquistato dalla famiglia Ivancic, che all'epoca era una delle più importanti famiglie di Lussino, armatori, e trasformarono questi due palazzi nel primo grande hotel di Venezia. Quindi vedete com'è strana la storia, e come anche nel suo piccolo anche Palazzo Ferrofini, Grand Hotel, di cui si farà una mostra, sulla cui storia si farà una mostra breve a maggio, penso che possiate venire, anzi vi invito a venire già a vederla. Vedete che anche Palazzo Ferrofini in qualche modo, grazie agli Ivancic, ci collega a una pagina di storia importante, e poi gli Ivancic erano forse una delle famiglie più importanti all'epoca a Lussino. Adesso passiamo la palla a chi ha materialmente, diciamo, gestito questa legge. Cioè, una tragedia ogni tanto riuscire a far andare avanti le cose o no? No. Diciamo che la cosa importante è che devo dar atto anche ai
quelli che tra il pubblico sono beneficiari, hanno presentato progetti, abbiamo a che fare, questa è la nostra fortuna, con degli interlocutori che sono validi, presentano progetti sicuramente significativi, importanti. A riguardo vorrei dire solo due cose. A riguardo dei progetti, naturalmente la legge, dopo la modifica che ha avuto nel 19, è stata in parte innovata sotto alcuni aspetti, sotto l'aspetto per esempio dell'ambito di intervento che si è allargato molto all'ambito mediterraneo. C'è stata anche un'evoluzione sotto un profilo di quell'organismo che si diceva prima del comitato, che ha, come dire, caratteri più, diciamo, come dire, marcatamente scientifici, ecco, rispetto al comitato originale, definisce i criteri e non cura più le istruttorie come era originariamente. Quindi c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista. Diciamo che alcuni frutti interessanti ci sono, se possiamo dirlo, ecco. Allora, intanto i risultati, ecco, come anche auspicato prima dall'avvocato, li stiamo pubblicando nella pagina regionale e naturalmente siamo partiti dagli ultimi progetti, stiamo andando a ritroso. Diamo priorità alla pubblicazione delle fonti, quindi dei volumi che sono stati fatti. Diamo la priorità poi anche alla costruzione di una serie di schede che stiamo implementando proprio sul patrimonio, sugli interventi di natura immobiliare che riguardano il restauro del patrimonio. Sono tantissimi, stiamo andando a ritroso, arrivare fino al 95, che è il primo anno di attuazione della legge, sarà un percorso lungo, ma si sta implementando questa banca dati, quindi bene. Diciamo, la banca dati della nuova legge è quasi conclusa, stiamo inserendo, quella più risalente stiamo andando a ritroso. La terza sezione in questa raccolta che abbiamo inserito riguarda una serie di progetti organici. Allora, devo dire questo, prima si parlava di storia, di storiografia, di ricostruzione. La storiografia slovena e croata, non solo quella contemporanea ma anche quella risalente, risente ancora di una serie di influenze anche legate al difficile accesso alla documentazione, che la caratterizza in modo abbastanza marcato, diciamo, rispetto per esempio al lavoro che fanno i nostri storici per tutti i periodi. Questo anche per un problema di accesso alle fonti. Ecco perché una delle attività che stiamo favorendo, quel poche richieste che vengono, le stiamo cercando in tutti i modi di favorirle, sono quelle che riguardano la pubblicazione di fonti e soprattutto di fonti che valorizzano il nostro patrimonio documentale dell'Archivio di Stato di Venezia. Quindi ci sono campagne di pubblicazione e di edizioni che stanno andando avanti da diversi anni, per esempio la pubblicazione delle relazioni dei rettori d'Amar, che è un bel progetto che sta andando avanti, e tante altre. Sono importanti perché danno anche l'immagine di qual era il meccanismo amministrativo e quali erano, come dire, le linee guida che la Repubblica aveva nel governo del territorio. Ed è molto significativo perché gli stimoli, al di là di una certa, come dire, di considerazioni generali sull'efficienza della Repubblica, eccetera, ma gli stimoli nelle relazioni del rapporto tra centro e periferia, i modelli di governo, i modelli soprattutto ritagliati rispetto alle singole aree, ieri qui proprio a quest'ora abbiamo presentato un libro che riguardava le Venezie di Marco Polo, in cui citava proprio queste specificità rispetto alle città dell'ambito mediterraneo. Insomma, ecco, i progetti erano ritagliati specificamente caso per caso. Quindi da questo punto di vista una delle cose che cerchiamo di mantenere, anzi abbiamo inserito, è il tema della partecipazione dei ragazzi, dei giovani ricercatori, perché è importante che ecco, queste opportunità, diciamo, diventino sempre più patrimonio diciamo, condiviso dalle nuove generazioni. Quindi stiamo cercando di dare la massima priorità perché soprattutto la ricerca storica, gli interventi, ma anche gli interventi di restauro, per esempio, no? Stiamo cercando, anche grazie a collaborazioni con diversi enti, di favorire quei cantieri scuola che consentono anche ai nostri ragazzi di andare lì ed essere protagonisti, diciamo, rispetto agli interventi. Quindi ecco, io chiaramente gestendola non posso far bilanci però devo dire insomma che è un'esperienza molto, molto bella perché tocca tematiche anche di interesse, per cui è una come dire, prassi riconosciuta a livello oramai internazionale, perché capita spesso che nei rapporti, nei convegni eccetera citino sempre favorevolmente questa esperienza veneta. Sicuramente, come diceva prima il Presidente, ha dato ha
ha esperienze di cooperazione internazionale significative come l'Italia-Croazia. Devo dire anche che forse, ecco, i due passaggi che si potrebbero immaginare sono quello di valorizzare non solo il tema delle risorse regionali, quindi immaginare accanto alle risorse regionali anche dei progetti strategici. Il Comitato ha dato anche qualche indirizzo, per esempio gli storici dell'arte nel settore hanno proposto di valorizzare le linee guida della norma per pensare ad un progetto regionale per la valorizzazione delle opere pittoriche del Rinascimento veneziano in tutta l'asta adriatica, immaginando un'attività di individuazione, quindi eccetera, e poi anche favorendo nella ristrutturazione e restauro, ma non usufruendo delle risorse regionali, facendo in modo che la struttura promuova queste esperienze per partecipare a progetti, a fondi statali, a fondi europei e quant'altro. Ecco, direi. E la seconda questione, la accenno solo, è proprio per valorizzare anche tutto questo lavoro dei molti studiosi che ci operano, è quello di rilanciare, magari sotto l'egida del Consiglio regionale, senza oneri aggiuntivi, ecco, che è sempre un tema importante, l'edizione di queste fonti, perché sarebbe bello, come è stato fatto in passato, che, ecco, tutto questo lavoro che viene fatto diventi autorevole e componga anche una biblioteca del Consiglio regionale. Io la ringrazio anche perché la difesa delle fonti è fondamentale. Pensate appunto che continuano ogni tanto, rimbalza la gherminella di Marco Polo croato, è una delle tante balle che girano storicamente, smentite dagli stessi studiosi croati, tra le altre cose, che però periodicamente rinasce. Perché? Perché era stata inventata a metà dell'Ottocento, quando appunto su spinta degli austro-ungarici bisognava distruggere la memoria italiana, e ci si inventò questa storia di Marco Polo croato, che non ha, è una gherminella, una battuta, una barzelletta, che vale la pena, appunto. Ecco il valore delle fonti, il valore anche del recupero. Bellissima questo passaggio sugli artisti e la linea artistica del Rinascimento dalmata, istriano-dalmata, che rammento, sempre per gli amici che ci stanno seguendo da casa, ebbe un ruolo importantissimo nel Rinascimento italiano, perché i Laurana, tanto per fare un nome, ebbero un ruolo sia qui a Venezia ma anche a Napoli o in Sicilia nella divulgazione. Giorgio Orsini, Giorgio Dalmata, come che vuoi chiamarlo, ad esempio di Sebenicco, una grandissima Schiavone, e arriviamo anche, probabilmente, visto che era stato citato in precedenza, al Carpaccio e alla scuola dalmata, che io inviterei i turisti a visitare. Giustamente bisogna andare a vedere la scuola grande di San Rocco, ma anche la scuola dalmata vale la pena di essere visitata proprio per i capolavori del Carpaccio, e non solo. Aggiungo anche tutte quante i cicli di affreschi che ci sono in Istria sulla Totentanz, per esempio, sono delle testimonianze meravigliose, per non parlare poi di luoghi come Valle d'Istria e il restauro di Palazzo Bembo, che cito non solo per il bellissimo restauro del palazzo, ma anche perché, a proposito di storia comune, quelle meravigliose impronte di dinosauri nella spiaggia, portate alla luce da un vicentino di Montecchio Precalcino, tra le altre cose. Quindi sempre una storia che gira, circolare. Io sono stato invitato a tagliare, perché oltre un'ora di discorso in realtà abbiamo capito che ci sarebbero tante cose belle da dire ancora. Lascerei l'onere della chiusura all'avvocato professore docente universitario Rossi, che intanto grazie a tutti. Io credo che bisogna evidentemente sempre capire il destinatario, cioè il pubblico che abbiamo davanti. Quindi parlare di questi temi a Palermo è una cosa, parlarne a Roma è un'altra,
parlarne a Padova è un'altra ancora, parlarne a Trieste è un'altra cosa ancora. Perché? Perché chiaramente ognuno ha il proprio passato e ognuno ha il proprio retroterra. Ho citato la Sicilia, dove per motivi scientifici sono stato un po' di anni, era più semplice che mi dicessero Trento-Trieste piuttosto che Venezia-Trento e Trieste, per il semplice motivo che la maggior parte delle piazze Trento-Trieste, e quindi collegavano queste due città che invece così vicine non sono. Questo a dire che cosa? A dire che evidentemente il substrato della Serenissima è il substrato di casa in questi territori ed è un elemento su cui bisogna necessariamente giocare. Cioè, quando ancora oggi si va a Zara, io sono andato quest'estate anche proprio per fare una ricognizione, abbiamo voluto sentire delle guide locali, proprio per capire, per cercare di... Ma è chiaro che l'elemento veneziano è il vero collante di questa zona, perché è quello che ha reso questi territori un unico territorio e il mare Adriatico il lago di Venezia. E non è un caso che, se io voglio capire dove iniziavano i processi dalmati, devo andare in archivio di Verona, perché l'appello dei processi che si iniziavano mi sembra a Ragusa si concludevano a Verona, e all'opposto, perché si diceva che il giudice doveva essere chiaramente forestiero e quindi si portava in un altro territorio veneto per far valutare la revisione di una sentenza. Questo è però significativo di questo paesaggio, di questo modo di sentire comune che trova anche nella lingua un elemento fondamentale. Tantissimi esuli che sono andati oltre confine, che sono andati in America e in Australia, quando gli parlano un dialetto istro-veneto fortissimo, e nella loro idea loro pensano di parlare italiano, perché per quella per loro è stata la vera lingua, e quando magari i figli parlano l'italiano più puro, per loro invece è un qualcosa di più sporcato. Ecco, quindi è veramente importante essere ogni anno in regione Veneto, è veramente importante valorizzare la legge Beggiato ancora oggi, che ha questa funzione di filtro. Sono le associazioni locali che fanno i progetti e dopo la regione li porta a sistema. E un elemento importante di cui abbiamo poco accennato, su cui voglio chiudere, è che la legge Beggiato aveva una sezione dedicata ai gemellaggi. Allora, il gemellaggio può essere un qualcosa di formale, dove ne parlavo col consigliere Beggiato qualche settimana fa, come qualche politico che magari si trova o diventa un modo di connettere poche persone, oppure se ha un substrato importante può diventare un elemento con cui si tessono rapporti fondamentali. Verona, ad esempio, ha un gemellaggio storico ormai oltre quarantennale con Pola sull'Arena. All'inizio molto valorizzato, poi ha avuto un periodo di flessione, adesso speriamo di riuscire a rivitalizzarlo. Ecco, anche i gemellaggi sono una forma veramente importante, magari anche per i comuni più piccoli, che trovano una simbiosi, favoriti anche dal fatto che, ad esempio, nei comuni dell'Istria oggi il vice sindaco deve essere di etnia della minoranza, e quindi questo significa anche avere qualcuno che parla la tua lingua, qualcuno con cui avere delle relazioni. Ecco, queste sono le cose importanti per cui il Veneto è veramente la patria dell'Istria, e si può trovare appunto questo humus, questo sentire comune che è fondamentale. Ecco, vi ringrazio anche perché per una di quelle coincidenze stranissime, non voluta, però ci siamo caduti dentro, oggi è la giornata internazionale della lingua madre. Quindi, tenendo conto che, lo diceva Dante Alighieri, che preferiva l'Istro-Veneto al Veneto, perché piaceva di più l'Istro-Veneto perché era più dolce, però questa lingua madre c'è questa area culturale, commonwealth culturale che ci unisce. Io colgo l'occasione intanto per chiedervi un favore. Al termine della nostra iniziativa vorremmo fare una piccola foto qui con voi
con i rappresentanti delle associazioni, i consiglieri regionali che sono presenti di oggi e di ieri, perché c'è anche qualche consigliere che contribuì all'approvazione di questa legge in aula, e chiudo con ricordando il nome di un esule stranissimo, che viene dimenticato spesso e che invece ebbe un grandissimo ruolo nella storia europea. È uno di Capodistria, Giovanni da Capodistria, nato a Corfù, sotto Venezia, laureato a Padova, quindi alla caduta della Repubblica diplomatico dello zar di Russia, non potendo difendere Venezia, perché Venezia è già indifendibile in quel momento, nessuno voleva difenderla, difende la Svizzera, si prende addosso l'odio del Metternich, è tra i responsabili della nascita della Confederazione Elvetica e della Costituzione, tanto che a Ginevra c'è una statua dedicata a lui. Giovanni da Capodistria nel 1831, questo istriano di famiglia nato a Corfù, viene nominato presidente della neonata Repubblica Greca a Nauplia e verrà assassinato perché grandissimo difensore della libertà, la sua storia della libertà e della giustizia. Credo che rappresenti veramente questo spirito che aleggia tra Venezia, Istria e Dalmazia, di questo amore per la giustizia e per la libertà, e un esule che appunto ritornò a casa sua, cioè purtroppo ritornò solo il corpo, il cuore è sepolto a Nauplia, dove lui peraltro aveva guidato il primo governo repubblicano contro i turchi, e pensate un po' che razza di figura. Anche questa è una pagina di storia non conosciuta, come sono sconosciute tantissime altre pagine di storia. Io vi ringrazio per la pazienza con la quale mi avete sopportato, ringrazio i nostri relatori, invito i consiglieri regionali di oggi e di ieri, carissimo Pettenò, a venire qua per fare una bella foto, e visto che siamo nella giornata internazionale della lingua madre, ecco, chiedo al fotografo ufficiale di farsi la foto, prego tutti qua, prego il signore Italia e gli altri, la bandiera. Ecco, come dicevo, è la giornata internazionale della lingua. Assessore, allora una parte è che qua davanti. Assessore Beggiato, ci fa il favore